presidente dell'Associazione per la valorizzazione della castagna di Montagnana IGP e che è il capofila del progetto integrato di filiera, dentro il quale c'è anche l'iniziativa Open Riccio. Sono diversi anni che l'innovazione della castanicoltura viaggia sulle spalle del consorzio, che è già il secondo progetto integrato di filiera, quindi vogliamo ascoltare da lui quali sono i risultati, il senso e i risultati di questo progetto integrato di filiera da Castro. Buongiorno a tutti, grazie al Comune che ci ospita in questa sala, grazie a tutti voi che condividete o condivideremo questa mattinata dedicata al castagno. Io sono Lorenzo Fazzi, come l'ho presentato da Marco Failuni, sono il presidente di questa associazione che comunque interviene in tutti e due i territori della Piana, quindi Siena e Grosseto. Volevo interrompere nel merito del progetto, ma sicuramente poi nel dettaglio saranno i nostri tecnici che operano direttamente. Io vorrei parlare un pochino soprattutto del castagno, della situazione attuale che sta attraversando questa filiera e questo settore. La nostra associazione già negli anni 2000, insieme ad altre associazioni a livello nazionale, si è posta un problema o delle problematiche relative alla questione del castagno e come se a quel tempo si parlava nel 2000, come si poteva organizzarci nuovamente e in maniera diversa per fare in modo che questa risorsa delle aree zone montane diventasse una microeconomia fondamentale per i nostri territori. Bene, già allora dicevamo che non era più possibile continuare con quel tipo di castagnicoltura che era presente in quel periodo. Era necessario che praticamente oltre alla raccolta il meccanismo di come avveniva, di come avviene tuttora, al castagno, siccome era una pianta multifunzionale, si legassero anche altri progetti e altri, diciamo così, interventi relativi alle potenzialità del castagno per sfruttare proprio la risorsa del castagno. Questo si diceva negli anni 2000 e cosa abbiamo fatto in realtà? Abbiamo cominciato a gettare delle basi per far sì che sulla filiera del castagno si introducesse un po' di ricerca, di innovazioni e nuove metodologie culturali. Abbiamo avuto l'opportunità di essere i primi come associazione toscana a realizzare nella passata programmazione il primo PIF sulla castagna. Guardate, sembrano presa molto lontano, poi la taglierò, però questa cosa è bene dirci, che noi qualche anno fa abbiamo gestito a livello toscano un PIF con 110 attori, che è stato la chiave di svolta, a mio avviso, per riporre la questione castagna all'attenzione, diciamo così, della politica regionale, della politica agricola regionale. E è stata un'esperienza che l'ha seguita con me, i vari studi che ci hanno seguito, le varie azioni che abbiamo portato avanti tutta la Toscana. È stata un'esperienza interessante, ma anche altro, soprattutto dura, perché metteva insieme la realtà laminata, la Carfagnana, il Casentino e così via. Quindi però al di là di questo è stato, diciamo, questo modo di ragionare, di avere un'ampia visione al di là del campanile locale della questione castagna, che ci ha anche a noi dato sicuramente e ci ha dato qualcosa per continuare andare avanti. In quel PIF ponemmo soprattutto le questioni relative alla gestione dei castagneti, agli interventi di come potare, di come proprio
stiamo condividendo con voi le esperienze portate avanti, sia relative all'innovazione che agli interventi che sono stati fatti e realizzati ad oggi. Bene, vi dicevo che nel nostro compito come associazioni di volontariato rispetto ai Castagna c'è quello di creare le condizioni affinché poi dei soggetti locali sfruttino la nostra innovazione e creino un'impresa, diciamo, operativa che produca economia, come vi dicevo prima. Questo nel passato ci è riuscito, abbiamo avuto insediamenti nel settore di giovani che hanno fatto l'insediamento puntando sul castagno e che poi si trovano in una situazione, diciamo, un po' di difficoltà di gioco. Sono nate anche delle imprese che hanno trasformato la birra di Castagni, è un esempio per tutti. Abbiamo anche avuto interventi importantissimi e attenzioni relative a cosa ci si può fare con la farina di castagni, dalla pasta al panettone, a tante altre cose, esperienze oppure di abbinamenti, la farina di castagne con la farina di fagioli, di ceci e così via. Quindi diciamo che i nostri compiti sono quelli di mettere a disposizione di un sistema, di mettere a disposizione di un sistema socio-economico territoriale la nostra sperimentazione, la nostra innovazione fatta con CNR, università e così via. Bene, detto queste cose, però nessuno avrebbe immaginato, e questo che la situazione del castagno in tutta Italia e in altre nazioni europee divenisse in questo momento una situazione eccezionalmente drammatica. La questione post-civile, che voi conoscete tutti, non ci perdo tanto tempo, ma il civile, il cambiamento del clima ci ha creato rispetto alla filiera castagnicola una situazione veramente drammatica. Il nostro prodotto è, diciamo, in questo momento, siamo all'inizio della raccolta, ma i primi sondaggi, il primo monitoraggio ci dà problematiche rispetto alle muffe dal 20 al 40% del prodotto non commerciabile. Io non ci spendo tante parole su questo perché voi capite che significa se la produzione è di scarsa qualità, chi commercializza è in difficoltà, chi commercializza, ma poi sicuramente ci mette il carico sopra per creare ulteriori difficoltà e pagare meno alla produzione, diciamo, la castagna o il marrone. Quindi capite che la situazione è abbastanza drammatica. Ecco, per comunicazione non ci serve a poco, la situazione è in tutta Italia, non è vero che è solo dilaniata, è ormai diffusa in tutta Italia, in Grecia addirittura, in Spagna non abbiamo dati della Spagna in questo momento perché le castagne diciamo, hanno una settimana di ritardo rispetto alle nostre 10 giorni, quindi non abbiamo dati, ma sappiamo con certezza che questa situazione purtroppo non è destinata a cambiare in pochissimo tempo. Cosa facciamo? Perché non ci arrendiamo? Chi ama il castagno non si arrende mai, è una cosa che è nel cuore, quindi stiamo cercando di creare attenzione sia a Rosa Toscana, quindi a livello regionale c'è il Toscano dedicato al castagno. Abbiamo la collaborazione delle associazioni regionali di categoria su questo sicuramente, ma soprattutto sul tavolo nazionale è lì che si deve discutere il post civile, perché non è che è una cosa che non sapevamo, la sapevamo, ma poi per ovvie problematiche, chiaramente stamani non sarebbe lunga raccontarle, evidentemente le risorse a disposizione su un settore come questo, oltre i 3 milioni che si misero
la questione del CIMI non ci hanno messo per niente, quindi siamo in una situazione abbastanza delicata. Abbiamo iniziative però con l'università, in questo caso non mi riferisco soprattutto a Viterbo, con i quali abbiamo anche buoni rapporti di vicinanza, o l'Università di Firenze, nel caso specifico relativo a Muffer, malattie, no? Qui abbiamo l'Università di Siena, che è una cosa molto più bella, però alla fine si sta cercando di dare uno spiraglio, una risposta alla produzione con interventi mirati, perché da noi non è semplice andare a intervenire nei nostri castagneti come magari in Portogallo, che sono come peschetti e un'altra cosa, quindi noi bisogna tenere conto della nostra morfologia territoriale, delle nostre piante e poter intervenire magari sì nel periodo della fioritura o diciamo così, un periodo antecedente alla fruttificazione per ridurre questa gravissima problematica. Bene, io poi mi perdo nella lunghezza dei ragionamenti perché le cose che per dire dice la tante. Dico solamente che chiude la cosa. Questo progetto è un bellissimo progetto che si è chiuso ma che getta le basi per nuovi interventi, non ci fermeremo su questo e a mio avviso, lo dico di cuore, ringrazio tutto il gruppo che ne ha fatto parte, cominciando dagli studi che curano costantemente e aiutano i nostri castagnicoltori nei progetti, degli enti di ricerca, l'università, il CNR e chi poi ha sperimentato, diciamo, ha reso possibile quella crema che voi vedete lì, a chi ha sperimentato il macchinario, la chiudo qui dicendo semplicemente questo. È stata una bella esperienza, con tutte le belle esperienze ci sono delle situazioni di difficoltà che vanno però superate. Il mio giudizio è che questo gruppo ha fatto un bel progetto, ha realizzato una bella cosa e che quindi oggi vi volevo dire pubblicamente, io ho avuto modo di sentirli poco, diciamo, l'ho sentiti, però c'è una constatazione reale più delle mie parole. Vediamo che ci sono dei prodotti che possono rappresentare davvero la svolta che dicevo inizialmente. Grazie.